Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco e Pro Patria si affrontano al Rigamonti Ceppi per la 34esima giornata di campionato nel girone A di Serie C. Lecco reduce dalla rimonta di Crema 2-2 con la Pro Patria che si conferma bestia nera dei blu celesti. Non arriva un successo della squadra di casa dal 2010. 2 minuti, il lancio lungo a cercare Parker. Zeliak cerca di contrarlo, poi arriva Brignoli con il destro. Bella la conclusione del numero 8 della Pro Patria. Non trova però la porta di Pissardo. Ancora Pro Patria con Nicco. Sulla destra lo scambio con Colombo. Poi dentro il pallone per Colai, tra i migliori all'inizio di partita per gli ospiti. Colai si accentra, cerca una conclusione. Viene contratto da Kautz al momento del tiro con il mancino. 12esimo, il Lecco soffre. Inizio di partita, la pressione dei Bustocchi. Ancora Colai che va via bene proprio a Kautz. Poi vince un rimpallo. Parker apre a sinistra. Arriva il tentativo di conclusione di Pizzul alla sinistra. Non riesce a inquadrare nemmeno in questo caso però la Pro Patria. La porta di Pissardo. Calcio di punizione ben battuto. Il colpo di testa. E ancora una volta però non inquadrano con Lombardoni la porta. Poi Pizzul apre. Sparacchia in alto Bertoni. Un campanile. Dall'altro lato sulla destra Nicco. La pressione al 18esimo della Pro Patria, dentro il pallone ancora il velo di Colai che poi se la ritrova lì. Pissardo fa scudo con il corpo davanti alla porta e salva il Lecco. Rivediamo, un po' fortunato sul tocco involontario di Bolzoni qui Colai, poi però Pissardo è molto bravo. 25esimo, solo Pro Patria all'inizio, il cross dentro, anticipato Brignoli, poi un colpo di testa, si alza il campanile, allora prova ancora a rimettere ordine Bertoni, sempre onnipresente Colai, limite dell'area, salta Marotta, punta il fondo, Colai si ritrova ancora una volta tu per tu con Pissardo, cerca di mettere dentro un pallone, metà cross, metà tiro, ma il portierone blu celeste riesce ancora una volta a far scudo, poi con l'aiuto dei difensori, a metterla fuori. Lombardoni, siamo già nella ripresa, bello il calcio di punizione. Al 53esimo del numero 19 della Pro Patria. Non inquadra però lo specchio della porta. Il Lecco non c'è, ci prova con Iocolano solo all'80esimo, entra in area Iocolano, cade a terra, arriva il giallo per simulazione però nei confronti della fantasista blu celeste che reclamava un tocco da rigore. Non ha dubbi il direttore di gara signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Rivediamo il contrasto di Lombardoni, tutto regolare secondo l'arbitro. 81esimo, dall'altra parte scende Galli, viene ribattuta però la sua conclusione, un tiro cross, poi ancora viene allargato il gioco su Pizzul a sinistra per Bertoni che prova la conclusione, la parata in 2 tempi di Pissardo. Primo tiro in porta della partita, praticamente arriva al minuto 82 nel secondo tempo, dopo un buon primo tempo della Pro Patria. Azzi tenta Emmausso, entrato dalla panchina, una difficile sforbiciata, Marotta insegue il pallone dall'altro lato e la tiene viva per il Lecco. Si propone con il cross il Lecco, il colpo di testa di Azzi, nessun problema però per Greco, non è riuscito l'italo-brasiliano qui a mettere forza sul pallone. Il Lecco prova a trovare i pali solo all'83esimo e poi dal calcio d'angolo arriva la rete molto bella per l'esecuzione di Federico Gatti dal calcio d'angolo.
realizza un gol bello, è il gol della vittoria, difficile, ma è il gol che vale 3 punti per la Pro Patria. Rivediamo il calcio d'angolo, Kautz perde la marcatura, troppo morbido su Gatti che va a insaccare, imparabile questa sua conclusione per Pissardo. La Pro Patria trova il jackpot da 3 punti all'85esimo. Ancora Pro Patria che cerca anche il raddoppio nel finale. Pallone fuori per il tentativo di conclusione, poi quasi Castelli, entrato anche lui dalla panchina, non beffa Pissardo. Lecco al 95esimo non è riuscito nel recupero a portarsi in area, ci prova ma non c'è più tempo, finisce qui. La Pro Patria espugna, il Riga Monticeppi si conferma bestia nera dei blucelesti in un 1-0 pesantissimo che vale anche l'aggancio in classifica.